Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Studio 1 SGL. Oggi vi proponiamo l'intervista al consigliere comunale di Zevio, Stefano Fittà. Ci parlerà di questa possibilità di realizzare un centro di logistica in località Campagnola. Ma prima di questo volevo segnalarvi una nota di redazione che ci è giunta e che riguarda l'autorizzazione alla proroga della Regione Veneto nei confronti del revamping di Ca' del Bue, quindi si dà la proroga con questo decreto a GSM ahimè, di poter prorogare la propria attività fino al 23 agosto del 2026. Come dice la nota, è possibile anche avere un'azione avverso questa decisione sia attraverso il TAR, se non addirittura anche attraverso la segnalazione al Presidente della Repubblica. Vedremo come reagiscono le istituzioni locali e le associazioni dei cittadini che gravitano intorno al complesso di Ca' del Bue. Vediamo l'intervista. Abbiamo il piacere di avere il consigliere Stefano Fittà, benvenuto. Grazie, buonasera. Allora, consigliere, l'abbiamo disturbata perché abbiamo letto sui quotidiani che c'è un po' di maretta in Consiglio perché il Comune, la Giunta Comunale vuole approvare una delibera che dà il via a un centro logistico a Campagnola e voi diciamo, non siete molto d'accordo per una serie di fattori. Quindi vorrei che magari lei in poche parole ci cominciasse ad introdurre l'argomento e poi ci ragioniamo. Sì, allora stiamo parlando dell'ennesimo insediamento logistico, oltre a quello già effettuato, grande insediamento della località Belvedere, che peraltro è 500 metri da lì, e che va a inserirsi in un contesto che è di zona agricola. Stiamo parlando di un insediamento che occuperà complessivamente circa 130.000 metri quadrati o poco meno e avrà una superficie coperta, un cubo in pratica di nessuna valenza architettonica naturalmente, alto 13 metri e che occuperà più di 50.000 metri quadri. Allora non si tratta di essere chiaramente contrari a prescindere, ma in Consiglio Comunale sono stati fatti alcuni ragionamenti. Allora, quello che noi diciamo, e che ho detto io nella fattispecie, è che quell'area è un'area di pregio dal punto di vista storico e ambientale, per vari motivi, alcuni citati anche da Italia Nostra, oltre che da Lega Ambiente. In particolare c'è una strada storica che conduce alle Maccacchiove, diceva da San Giovanni, le Maccacioe, sono dette. Ma anche, diciamo, il ragionamento un po' più ampio che io ho cercato di fare in Consiglio Comunale riguarda sostanzialmente il fatto che stiamo facendo e abbiamo provato una variante al piano, diciamo, al piano regolatore che prevedeva una riduzione del consumo di suolo, per esempio. E fatalità, invece, questo insediamento va contro questo principio, no? Perché se noi ragioniamo sul fatto che Zevio ha 250.000 metri quadri di area da poter, tra virgolette, consumare, questo qua ne consumerebbe 53.000 in un colpo solo. Perché dico consumerebbe? Perché per un vulnus della legge regionale tutto ciò che passa attraverso l'ufficio tecnico, diciamo come SUAP, quindi ha un percorso agevolato che fa sì che queste aree non vengano conteggiate come consumo di suolo. Questa è la prima osservazione che mi sento di fare, insomma. Io credo che se non vogliamo diventare la logistica di tutta l'Europa e coprire il nostro territorio, anche quello più di pregio come quello che è agricolo nella nostra zona, dobbiamo avere le idee chiare su questo. Cos'è stato detto dall'amministrazione rispetto a questa idea? È stato detto che porta posti di lavoro. È evidente che noi non siamo contrari ad avere dei nuovi posti di lavoro, ma è altresì vero che se i posti di lavoro, per esempio, si trasferiscono al Vallese, che è già una zona industrializzata con una propensione grandissima alla logistica, non è che a Zevio si fanno 1 chilometro in più per andare a lavorare, voglio dire, Ca' del Mondo, anzi,
e si avrebbe una razionalizzazione degli spazi dedicati a questo tipo di attività. Tra l'altro Aggiungiamo il mi viene, fatto. se mi permette, mi viene da segnalare due cose. La prima che riguarda l'occupazione, diciamo, la sottrazione di suolo, che insomma il Veneto ha il triste primato di essere la prima regione in Italia per consumo di suolo. E la seconda cosa, diciamo, la considerazione sul lavoro, perché sembra essere diventato un ricatto, eppure mi viene da ricordare che ad esempio nell'ultimo servizio di report sia stato fatto notare come gli oligarchi russi abbiano portato soldi, anche se macchiati di sangue, li hanno portati in Sardegna e il sindaco ha dato l'onorificenza, ha fatto costruire, ha fatto dare questo famoso lavoro che però, come in altri casi, ci è capitato di vedere che aziende straniere vengono in Italia, prendono quello che devono prendere, saccheggiano e poi lasciano cadaveri di lavoratori. Insomma, sono considerazioni che bisogna capire se è meglio l'uovo oggi o la gallina domani. Beh, diciamo che non è questo il caso, perché io so che questa azienda è un'azienda seria, quindi dal punto di vista non mi sento di, cioè non stiamo in questo caso. Allora io capisco le buone intenzioni, no? Delle quali però è lastricato l'inferno, come si dice. Intanto non abbiamo nessuna garanzia che questi posti di lavoro ci siano effettivamente. Sicuramente, tra l'altro, non saranno necessariamente della zona, non è detto, insomma. Certo. E il terzo motivo è che generalmente i posti della logistica sono di bassa qualità. Nel 90% dei casi abbiamo la maggior parte dei dipendenti che sono di cooperativa, poi ci saranno anche posti negli uffici, però stiamo parlando comunque di un impiego di un certo tipo. Se aggiungiamo poi il fatto che non è che la nostra zona sia sottooccupata, anzi, voglio dire, quindi sì, è importante avere i posti di lavoro, ma a prescindere da tutto, se vengono fatti, per esempio, se vengono fatti a Vallese, che è un'area già idonea a questo, anche logisticamente, non cambia niente. Bisogna capire anche un'altra cosa, che la stessa società immobiliare che ha richiesto a noi il terreno agricolo, ripeto, è proprietaria di altri 310.000 metri quadri di suolo già compromessi a Vallese, che sono ancora sfitti. Quindi è difficile, come dire, trovare, capire se si tratta di una mera speculazione edilizia piuttosto che, ecco. E quindi, a mio modo di vedere, tra l'altro, incide in maniera pesante neanche sul comune di Zevio, se vogliamo essere onesti, perché ha il confine tra Zevio e San Giovanni, quindi i servizi li fornirà San Giovanni, paradossalmente. L'incidenza l'avremo al confine del traffico e via dicendo. I benefici sono anche relativi, perché si parla di un beneficio per il comune in perequazione di 2 milioni di euro, ma dove bisogna conteggiare una rotonda che non serve a niente a noi se non c'è quell'azienda lì, a meno che l'idea non sia di far diventare tutta quell'area da agricola a industriale, perché Certo. allora è un altro paio di Questo è maniche. un cambiamento decisamente Ecco, importante. Senta, ecco. quale passaggio adesso lei ritiene di poter fare in comune? Allora, premesso che io ho fatto l'ultimo consiglio comunale ieri e ci sono le elezioni a Zevio, vi è da dire una cosa: non è ancora delineata questo permesso, non è ancora stato dato per vari motivi. L'iter è abbastanza lungo e quindi senz'altro capiterà il prossimo consiglio comunale, ma è importante vigilare, è Certo. importantissimo, perché deve essere fatta una variante al piano, diciamo, quello che una volta si chiamava PRG, adesso si chiama in un'altra maniera. Comunque deve essere fatta una variante per poter ritrasformare l'area che era stata trasformata in agricola recentemente. E quindi non è proprio una passeggiata, anche perché sono pervenute delle osservazioni in fase di VAS proprio del comune di San Giovanni, tra l'altro molto molto ben fatta, che contestavano il fatto che possa essere fatta questa variante, perché è una questione molto sottile, ma sostanzialmente il comune di Zevio voleva fare una variante rispetto al piano, diciamo, regolatore
che era già stato approvato, quello vecchio, dove quell'area era prevista già come industriale, diciamo. Se non che noi di Zevio nel 2017 o del 2016 abbiamo presentato già una variante a quel piano che ritrasformava in agricola l'area. Quindi in sostanza, secondo il comune, si fa un passo avanti e un passo indietro, insomma. Sì, sostanzialmente non potevano tornare al piano prima perché non è ancora approvato quello successivo. Certo. Qui è questione di lana caprina. Certo. Queste però sono, come dire, fattispecie di tipo legale. L'importante è che i cittadini di San Giovanni, i cittadini di Zevio e soprattutto il comune di San Giovanni, perché non ha benefici, diciamo, è solo inconvenienti. Ma non è solo per quello, insomma, è un'area che secondo noi va tutelata e non va gettata in questa maniera, soprattutto, appunto, ribadisco il concetto, in virtù del fatto che a 1 chilometro c'è l'area, c'è lo spazio, c'è anche la superficie. Certo. Okay, quindi non si capisce questa necessità così impellente. Certo, certo. Insomma, è un bene che noi, attraverso anche i nostri canali, riusciamo ad informare anche la cittadinanza per sapere effettivamente come lavorano i consiglieri e la giunta comunale. D'accordo, consigliere, io la ringrazio di essere stato nostro ospite e di averci portato a conoscenza di questo argomento. Siamo sempre a disposizione, eventualmente ci fossero novità o altri argomenti che lei voglia segnalarci. Grazie. Ringrazio voi, buona serata. Arrivederci. Si conclude questo nuovo appuntamento di Studio 1 SGL. Abbiamo presentato l'intervista a proposito della realizzazione del nuovo centro di logistica a Campagnola con il consigliere comunale Stefano Fittà e vi abbiamo proposto la nota di redazione relativa all'autorizzazione di proroga che la Regione Veneto ha concesso a AGSM per il revamping di Ca del Bue. Se volete prendere contatto con la nostra redazione lo potete fare attraverso la casella di posta elettronica. Potete continuare a seguirci sulla nostra pagina Facebook. Un saluto a tutti voi e l'appuntamento alla prossima puntata.